che loro stanno aprendo i cantieri, che loro sono un'amministrazione che apre i cantieri, stanno aprendo tutti i cantieri ereditati dalle precedenti amministrazioni. Il filobus erano costretti a farlo e chiunque avesse vinto nel 2022 l'avrebbe dovuto fare, e se si prendono, perché loro millantano questi onori, dovrebbero prendersi anche gli oneri e quindi comunque ammettere la responsabilità di aver dovuto abbattere un sacco di piante lungo il tracciato del filobus, perché se loro sono coloro che vantano il merito del filobus, balla naturalmente di natura spaziale, devono anche ammettere la grande responsabilità delle piante abbattute e del verde che non viene più recuperato. Questo noi non lo sentiamo mai dire ed è una missione di verità che gli farebbe molto bene. Un bilancio fortemente negativo e amaro, la cui denuncia arriva a poche ore dalla maratona in notturna del Consiglio Comunale. Il centrodestra unito, nel terzo anniversario di Giunta Tommasi, non fa sconti a nessuno. Sicurezza, viabilità, grandi opere e promesse elettorali, a loro dire, completamente tradite. Un bilancio direi disastroso, basti pensare al fatto che ieri in Consiglio Comunale c'era la delibera sullo stato di avanzamento del programma del sindaco, col sindaco presente in aula, che non ha neanche esposto la sua delibera. Cioè il sindaco stesso non ha voluto parlare dello stato di avanzamento del suo programma, quindi evidentemente forse si vergogna delle situazioni che noi riscontriamo tutti i giorni in città, un degrado a livelli massimi, insicurezza, un traffico che è completamente fuori controllo, quindi tutti gli aspetti anche della viabilità che creano continue criticità per i veronesi, quindi io direi un livello della nostra città che più basso di così non si era mai visto. Sicuramente è una giunta irresponsabile che ha rinnegato le proprie radici e sta tradendo il proprio programma elettorale. Sono presentati i loro elettori dicendo di cambiare l'impianto urbanistico della città, in realtà sono più conservatori di noi del centrodestra, perché stanno portando avanti la battaglia sullo stadio, le onde da surf alla Bassona, piuttosto che ieri sera uno studentato che è stato osteggiato da tutta la popolazione residente nella zona di Ponte Crencano, Borgo Trento. Noi il degrado lo stiamo continuando a denunciare, pensiamo ai giardini di raggio di sole o alla miriade di parchi gioco e aree verde abbandonati. È uno stato di abbandono e degrado che grida vendetta, e dopo 3 anni siamo ancora qui a sottolineare le stesse cose mai curate. Erano incompetenti all'inizio del mandato e dopo 3 anni ancora non hanno ben compreso l'equilibrio della politica. Non ascoltano mai noi dell'opposizione, che comunque rappresentiamo la stragrande maggioranza degli elettori veronesi, vanno avanti per la loro strada e continuano a cadere nelle buche che tra l'altro si aprono quotidianamente sul loro percorso, e finiranno male tra 1 anno e mezzo quando si andrà a lutto.